Buonasera a tutti, visiti voi, tenore oggi, di 29 di Natale, la messa e 20 chimbe, pacaldiese, però terminare su mese, può terminare l'anno e impari sulla messa 26. E dimos come si presentato ieri a Paco manco che a Eres, insomma, ecco, parte illuminata e parte in ombra, però sombra anche il vedere lei costala, insomma, che non un Paco, sai, este, tutto illuminata. La stella, scusare, ma battono un Paco e dolore di gula. Bene, questa è un'altra fotografia, un pacchetto a campo più largo, insomma, si chiede tutto la cusoglia di sopra, si chiede sai, da appunto cominciando a si illuminare. E diamo che non ha la togliere lo staravallo. Lo staravallo oggi non ha la che lo spalastato fino alla sauna, poi qualche nughetta si presenta verso le 2 e poi sta poi tutto lo zero. 2 gradi è temperatura massima, 4 gradi a minima. Andiamo il martedì crasa amoro, mezzo coccolato può tutto usare. 11 gradi, temperatura massima 4 gradi, temperatura minima. Bene, oggi è pure un toccamento e dolo, se si tratta di una persona di Orune, ma comunque legata in qualche maniera a Bizzi, in Orune si che il morto, Antonio Maria Sanna, con Noto marito di Martina e babbo di Andrea, mussere di Antonio Burrai, Bizzichesu. S'interro questo l'hanno fatto vedere domenica a Sastrese in Sacreva Santa Maria Maggiore in Orune. Condolenze e pazienza a famiglia tutto da parte del Bizzi TV. Bene, gli iscritti del Chierbo già mandati in diretta questo bello spettacolo che vede il Lovola, un spettacolo storico, Olisabe Pablo Saracchino, Olisabe è una giovane gadulesa che è stata fatta schiava adesso Saraceno su 1000 che dopo Cristo che querían invadere la Sardegna e incominciarono ad essere galdulai in questa zona che Cugnana. La scritta si schiava, ne hanno usata, viene scoperta schiava sessuale e insomma ha tapito un rapporto che in questo saraceno ed è restata graida, è restata e poi è andata a finire che Savlotta del musetto è stata distrutta dal suo maestrale e di fatto insomma questo saraceno la maggior parte sono morti 129 se solo ammiraglia carcate la nave sono riusciti a girare a San Baleares in un vegliucchian a base dai non partire a questa incursione però poi è nascito questo pizzinetto insomma le origini mezzo gadolese e mezzo saraceno e questo è su contatto da Antoni bah, vabbè. Antoni sono normalmente Zambenato ed è una cantante che canta a fare schinissa insomma e poi da uno suonatore che buona, la cosa è che viene abbastanza interessante magari vai a Kerfit un pacco pol di lucro vai a Kerfit insomma cioè la figura se non è schisidiana metta bene ecco questa è la situazione e questa è la cantante e pensate per un pacco che non sono riuscito a fotografare e che non che poi sono stress dopo gli spettacoli poi tornare pure il nome Antoni Marras come da me venuto in conca ma già piscina non mi ammento chiesto lo leghiamo dopo da adesso intanto sempre di Antoni Marras in Lufula su 30 cioè Crasa Sacraia parrocchiale Santa Maria Assunta a Sassette questo è un attimo monologo tipo questo insomma sempre di Antoni Marras ed è nel respiro del mondo viaggio poetico di uomini attraverso gli occhi di Francesco d'Assisi e lo sguardo ferito, lucido, inquieto e visionario di Pierpaolo Pasolini. Poi magari Crasa volevo pure un pacco
sul testo dei che si tratta, insomma. Ecco. Oh, andiamo a los eventos in visti, los eventos in visti, oggi su 29 non va nulla, eh, 17 film, poi insomma, noi che incanniamo direttamente a martedì 30, che scrasa, attività di animazione per il piccolo commercio, Natale nel cuore della Sardegna, aspettando Corte di Natale, street food tradizionale e musica dal vivo, Piazza Spruni, ore 17.30, accensione fuochi, a cura dell'associazione Candieris De Vizi, ore 18.30, discesa di Babbo Natale e distribuzione dolci ai bambini a cura del Speleo Club di Nuoro. A proposito di Elfos, mi hanno spiegato chi sono questi Elfos che abbassano a fare che in Babbo Natale da Saune, dai domo delle Cossorode, e los Elfos sono quelli che aiutano a Babbo Natale a confezionare i soldonos, insomma, che poi hanno distribuito su questi medios. Buono a sapersi. Ore 19.30, polentata in piazza e castagnata a cura dell'Associazione Candelieri De Vizi. Ore 20, musica dal vivo e Valli Sardi con il gruppo Novo Sonos, in collaborazione con la compagnia di caccia Sparo Mai. Questo è il programma dei vizi. Oh, andiamo da innanzi, ecco queste sue luvula. Eresi appunto 28 Olisabbe e Plabbe Sarachino, non è Plabbo ma Plabbe, con Sandro Fresi, Laura Fresi, ecco frate Sosa cantante, Alessandro Deiana e Antonio Marras. Ecco questo Zini sono protagonista di questo evento, insomma, mentre dopo questo evento su 30 il Lugula. Ora esempio, no? Che esempio questa associazione Bittart
e scrive una lettera su Nenneddu, la Kentu. Cioè la lettera tocca da presentare entro su 30 e poi hanno aperta su 31. L'abbonato quanto bisogna presentare o a mano a ISOS oppure mediante mail a Bitart tiscali.it oppure piccare che la sera che ste in via Galileo Galilei praticamente ex giudice di pace. Bene, inocchiamo la prima pagina della Nuova Sardegna, sanità, Todde va avanti il 31, la giunta per i direttori. La governatrice accelera sulle nomine, ma il PD minaccia di disertare il voto. Questa è stata questa sovana, E vabbè, 5 Stelle. La macchina dell'ex alberghiero, le nuove regole spavento, risoluzioni affitti brevi, codice C, cedolare secca, partita IVA. Cioè sono praticamente posso dire che affitta una camera a Diese. Unione Sarda, la sanità ad un passo dalla paralisi, litti fra PD ed M5 Stelle, l'opposizione, vuoto istituzionale, la governatrice tira dritto. Cagliari, commente di squadra, 4 ventenni al potere. C'è chi parla tanto dei giovani nel calcio, l'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, li mette in campo. Ci sono addirittura 4 ventenni nati nel 2005 nel giro dei titolari. Solo l'attaccante turco Semih Kilikov, decisivo sabato a Torino con un gol pazzesco, sono il difensore uruguaiano Jean Rodriguez e 2 esterni italiani, Riyad Idrissi di Sadali, è cresciuto nel settore giovanile rossoblu, e Marco Palestra. Sono tutti quanti, tutti così giovani. Bene, andiamo da innanzi e fai da, entriamo e su corpo del suo giornale. Cominciamo che in qualche cosa di questa zona, un marchio di tutela per la Pompia, Siniscola aumentano superficie coltivata e parte destinata al commercio. Ma nei 2 giorni nei 2 giorni dedicati alla Samosa recenti alla Pompia, spicca il convegno curato dall'associazione Luigi Oggiano. Preziannes a Pompia, una rassegna dal forte richiamo identitario patrocinata dal comune. Proloco e Fondazione di Sardegna avrà delle ricadute visto il coinvolgimento di produttori locali, ristoratori, fiorai, artigiani, produttori, commercianti, associazioni e cittadini che hanno seguito il dibattito con partecipazione e interesse. Vabbè. Si rispara chi sa qualche cosa, vabbè. Intanto trascurano il turismo. Ucciso nella battaglia di Caccia, che purtroppo non riena, soccorsi inutili per Andrea Puldu, raggiunto per errore da una fucilata. Allevatore di 58 anni colpito da un amico nella riserva di Saserra. Male. Capita in ogni cosa, non solo sa casta. Andiamo da innanzi, ASL e ospedali senza vertici, la sanità rischia la paralisi, caos dopo la sentenza della consulta. I commissari vanno a casa. Un sistema senza governance sull'orlo della paralisi. Tra medici operatori, sindacati c'è una fortissima preoccupazione. Senza assessore, senza commissari, delle aziende senza vertici, senza certezze di nessun tipo, con atti a rischio e annullamento, sentenze di incostituzionalità, diffide, ricorsi già avviati e altri punti a partire. Cosa succederà oggi? Un caos simile non si era mai visto.
e meno male che su Peusit Solinas, mentre i cittadini aspettano cure e servizi, M5 Stelle e PD litigano. L'opposizione sottolinea un vuoto istituzionale estremamente pericoloso e la Presidente della Regione va avanti per la sua strada, con l'intenzione di nominare i nuovi direttori generali nella riunione di giunta che si farà domani o l'ultimo dell'anno. Forte fanno sapere da Villa Devoto di un autorevole parere legale che le dà ragione. Penso che se ma stessi parere legale questa decadenza siamo a posto. La comunicazione a decorrere dal 25 dicembre 2025 devono ritenersi cessati gli incarichi dei commissari straordinari delle aziende del Servizio Sanitario Regionale. La comunicazione del DG dell'assessorato di Via Roma, Luciano Giovanni Opo, è arrivata sabato sera a tutte le ASL e alle AUU di Cagliari e Sassari, Abruzzo e Alario. Così si prende atto della sentenza della Corte Costituzionale che 2 giorni prima di Natale ha dichiarato illegittimi 2 articoli della legge di riordino della sanità della Sardegna. Insomma, sono cessato dall'incarico. Ittenarano il dirigente che sono stato licenziato d'imperio da Ettode. L'ex direttrice sociosanitaria della SL di Nuoro. Oggi torno alla mia scrivania, narrata. Questa è Gesuina Kerchi, che è stata nominata da Solinas per il dirigente. Quella che doveva essere la festa della pensione è stata invece la festa della restaurazione. Da domani, oggi, tornerò alla mia scrivania e al ruolo di direttrice sociosanitaria dell'SL 3 di Nuoro. Gesuina Kerchi ieri a Orosei ha accolto numerosi colleghi dell'azienda sanitaria per salutarli, visto che dai primi giorni del prossimo anno avrebbe dovuto lasciare il suo posto per godersi la meritata pensione, dopo che non le era stato concesso dal commissario straordinario di restare in servizio più a lungo, cioè il commissario Chibiti non ha permesso di restare poi a lungo, ma il commissario Chibiti praticamente è abusivo in IE. Con il terremoto provocato dalla Corte Costituzionale, tuttavia, le cose si sono ribaltate e quello che doveva essere un commissario è diventato qualcosa di diverso, cioè nulla. Kerchi, infatti, già direttrice sociosanitaria della SL3 sotto la gestione di Paolo Cannas, oltre che dirigente responsabile del distretto di Nuorese, ha inviato una comunicazione all'azienda e spiegato che oggi tornerà alla sua scrivania. Tutto il resto è da scrivere, visto che ancora non è chiaro cosa accadrà poi nelle aziende sanitarie. Così il pranzo è andato avanti a Orosei fino al tardo pomeriggio per salutare i colleghi, ma anche tra 1000 interrogativi su quello che succederà oggi nella ASL Nuorese. Venuto meno il commissario straordinario Angelo Zuccarelli, come recita la lettera del direttore generale dell'assessorato della sanità scaduto il 25 dicembre, che ricopriva ad interim da circa un mese anche il ruolo di direttore sanitario dopo le dimissioni di Pierpaolo Bitti, fedelissimo di Alessandro Torre, che aveva deciso di abbandonare l'incarico. Resterebbe in carica soltanto la responsabile amministrativa Paola Raspizzi, che però anch'essa sarebbe scaduta con la fine del commissariamento. Dunque per ora resta il caos, nel senso che, come anche nelle altre ASL dell'isola, è difficile comprendere chi prenderà le decisioni e chi dovrà applicare le indicazioni fornite dall'assessorato. Stato-Regione, scontro senza fine nel Merino, energia e paesaggio, no? Che non rischiamo, questa regione viene innaffato, in cui pure accade a Pere. Molte norme impugnate da Palazzo Chigi sono state poi cassate dalla consulta, bocciate dal governo in poco più di un anno, 9 leggi sarde. È chiaro che il governo considera la Sardegna un luogo coloniale da dominare e quindi siamo in potestà legislativa, tutto però è sottomesso alla legge del Stato.
la trattativa, compensazioni fiscali e sull'insularità, trasferimenti in 4 anni, l'intesa miliardaria sull'avvertenza entrate però del 1700 milioni, che non divina Saina non era 1280, quindi non è che la vittoria è stata importante. Guardate lo 300 milioni, se lo deve mantenere. La regione ha ottenuto 1 miliardo e 400 milioni a valere dal 2010. La prima tranche di 570 milioni è attesa in questi giorni, ma nel complesso il finanziamento sarà erogato in 4 anni. La Regione ha pianificato di utilizzare i primi fondi per coprire spese correnti urgenti in ambito sociale, bonus bebè, sanità e trasporti. E cioè praticamente in questo anno, questo anno, si accumula stato lo scredito. Cosa da non credere. Inchiesta sui fondi ad Hamas, interpellato l'ex portavoce dei musulmani di Cagliari. C'era una serie di file cancellati nei computer dell'organizzazione italiana che, essendo le indagini del DDA, ha inviato milioni di euro ad Hamas, possibili prove eliminate da oltre 2 anni, ma forse ancora nelle mani di una persona affidata. Un elemento che fa presagire nuovi sviluppi. Gli investigatori, anche grazie ad un'attività sotto copertura che ha consentito di violare il server delle associazioni, hanno anche provato a ricostruire il percorso del flusso di soldi destinato alle brigate di Al-Qassam e almeno in un caso anche per Hezbollah, che circolava a volte su camion umanitari. Dalle intercettazioni contenute nelle carte emesse, che per paura di essere scoperti e arrestati da tempo alcuni degli indagati, Mohammed Hamnoun e Abu Falastin, il cui vero nome era R.A. Ed Hussein Musa Daun, aveva deciso di cancellare i file sul PC della rete della sede dell'associazione. La cupola di via Benini a Milano, uno dei collettori del denaro che sarebbero serviti a finanziare le attività del movimento di resistenza islamica, appunto, dove erano contenuti questi computer i cui file sono stati cancellati. Ecco come nos spiegamos, proite non querían la merce che abbiamo proposto di hackere una specie di spesa trattenuta sul market, dove tu non puoi qualche cosa, puoi inviare in Palestina, non hanno dato chi no, che lo querían in denari. Aeroporti dell'isola, fusione a caro prezzo, a pagare sarà la regione, certo che andrai. La F2I, la finanziaria, si picca sull'aeroporto del Cagliari che ne spende un branco, troppo tanto in spesa della regione, stanziati 30 milioni, ma non bastano per avere peso nella holding unica, e cioè non solo si ciucciano sull'aeroporto, ma prima devi spendere altri 30 milioni. Spendere 30 milioni di euro per avere in cambio solo potere di convocare l'assemblea degli azionisti e vedere così innacquato il proprio azionariato, che resterebbe sotto il 10%. Può essere sintetizzata così la strategia della regione, che sugli aeroporti dell'isola ha deciso di sostenere la scalata di F2I, Liganzia, il fondo di investimento deciso ad acquistare con il beneplacito della giunta lo scalo di Cagliari, Soager, dopo aver preso in mano il controllo di Alghero, Social e nel 2016 di quello di Olbia, Geasar, nel 2022, cioè praticamente F2I si è spaparne tutto le galline dalle uova d'oro. Attero che Solina Zestino, prepotenti, possessivi e gelosi, allarme e violenza tra gli studenti, sempre le donne degli studenti al maschio naturalmente, prepotenti, possessivi e gelosi spuro, magari pure anni potincolo. L'indagine di Eurispes nelle scuole dell'isola evidenzia una situazione preoccupante.
Per il 40% dei ragazzi l'aggressività verso le donne è un fenomeno sempre esistito e quindi è normale. Solo 4 studenti sardi su 10 ritengono la violenza di genere allarmante nella sua diffusione attuale. Al contrario, una percentuale ancora maggiore, pari al 43%, lo riduce a fenomeno che è sempre esistito, arrivando quasi a minimizzare o quasi ad accettare con rassegnazione la sua entità. Sono alcuni dei dati dell'indagine intitolata Educazione alla carità e al rispetto nelle scuole sarde, alla parità, scusate, non alla carità, condotta da Eurispes e Sardegna in collaborazione con la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. La ricerca è stata realizzata attraverso la somministrazione di questionari anonimi a 1855 studenti dell'isola. Bello conto. Troppe immagini brutali in TV o su internet. I giovani sono assuefatti alle guerre e ai delitti. La psicoterapeuta Maria Rita Parsi narrata: manca il rispetto ed anche una vera educazione. Non sono sorpresa dei risultati dell'indagine, perché sono dinamiche che osserviamo da molto tempo. La violenza, la sua normalizzazione, il modo in cui entra nella quotidianità dei ragazzi non nascono oggi, ma sono il frutto di un processo lungo che coinvolge la comunicazione, il mondo virtuale e l'assenza di una vera educazione al rispetto e alla parità. Maria Rita Parsi, psicoterapeutica, psicopedagogista, già componente dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, è già unico membro italiano del Comitato ONU dei diritti dei minori, commenta così i dati dell'indagine Eurispes sui giovani studenti. Ya siamo a posto. Largo ai giovani. Andiamo a fare grande solidarietà con Andrea Mura e la Global, la Global Solo, cioè la barca sulla si chiama Global Solo, presta un altro giro del mondo. Il velista sardo è stato il quinto italiano a doppiare il Capo Horno in solitaria. Bravo, complimenti Andrea Mura, è sempre chissà bandiera sarda, in primo piano. Affitti brevi, le strette spaventano, minaccia per l'extraalberghiero. Il codice CIN, cedolare secca, partita IVA, le novità nazionali ostacolano il settore. Gli operatori bocciano le nuove regole, non risolveranno l'emergenza abitativa. No, scusate, no, che va una cosa che non ho storata. Il brincata da innanzi, sì. Sanità, nomine dei nuovi direttori, Todde vuole chiudere entro il 31. La Presidente è decisa a convocare il nuovo vertice in giunta nella giornata di San Silvestro. Il PD chiede tempo, non basta il parere di un esperto per riportare il sereno in maggioranza, è chiaramente un esperto che è comodo. Speriamo che non sia dei soliti studio ballero, che non va compreso mai nulla. L'opposizione spara a zero. Danno erariale, Cappellacci di Forza Italia narra ogni atto a rischio di ricorso. Meloni, Fratelli d'Italia, narra l'obiettivo è ormai evidente, distruggere il sistema sanitario pubblico. Vabbè, non esageriamo. Questa è evidente incompetenza. I partiti di opposizione in Consiglio sparano a zero contro la Giunta e puntano l'indice sul danno erariale che si verrebbe a creare con l'eventuale pagamento di 2 manager in contemporanea, i direttori giubilati lo scorso 27 aprile, che hanno mandato fino a tutto il 2026, pensate un po', e i commissari nominati da maggio. Il centrodestra, con il presidente della Commissione Salute della Camera, Ugo Cappellacci,
è convinto che se oggi qualcuno firmasse una delibera di spesa, una nomina o un atto di riorganizzazione, la possibilità che domani quell'atto venga travolto da ricorsi e pronunce giudiziarie appare tutt'altro che remota, anzi prevedibile. Chi risponderebbe delle conseguenze amministrative, contabili e operative? Noi, naturalmente. Noi. I suoi amici di coalizione e di partito al Senato qualche ora prima avevano però trovato la soluzione, chiaramente valida per tutti a livello nazionale: riorganizzare le funzioni della Corte dei Conti e prevede che in sostanza gli amministratori pubblici, tranne che per dolo o illecito arricchimento, potranno pagare solo il 30% del danno cagionato. E quindi o corvo che in corvo non si inchiocca al socro. In ogni caso entro il doppio della retribuzione lorda. Questo caso, vista l'assenza di dolo, perché c'è una legge pienamente in vigore fino al 24 dicembre che prevedeva la nomina dei commissari, gli assessori potrebbero scamparsela dal pagamento integrale dei danni tra molti anni. Hai capito? Non cambiare la scompetenza della Corte dei Conti. E noi canniamo al sequestrato 1 milione di euro nelle indagini sui soldi a Hamas. Scontro tra Donzelli e opposizione, Fratelli d'Italia, Est Donzelli, e opposizione per le indagini sul caso Annun. Bagarre in aula dopo la richiesta di un'informativa al ministro Tajani. Bagarre nella Camera dopo la richiesta di Giovanni Donzelli, responsabile organizzatore di Fratelli d'Italia, al ministro degli esteri Antonio Tajani sull'operazione condotta a Genova che ha portato all'arresto di Mohammad Annun, richiesta contestata dalle opposizioni perché Fratelli d'Italia aveva già chiesto la presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi sullo stesso argomento. Bersaglio delle critiche il vicepresidente Fabio Rampelli, in quel momento alla guida dell'Aula. Oh yeah. Andiamo da innanzi. Pace più vicina tra Russia e Ucraina, ma che pace è resa più vicina. Foggia Mar a Lago, scusate, e oggi a Mar-Lago, non si lega bene la fotografia del Veneasta, arriva Netanyahu, USA in pressing sulla seconda parte dell'accordo per Gaza. Pace più vicina. Trump chiama Putin e riceve Zelensky. Prima ha chiamato Putin, l'hanno dato telefonare a Zelensky e poi a Zelensky l'hanno dato su chi ha che conveni a Putin. Restano i nodi Donbass e Zaporizhzhia. Ucraini ed europei vogliono prolungare il conflitto, cioè non si comprende chi l'ha fatto questo conflitto e come chi non bisogna lo quererne prolungare. Cremellino a gamba tesa sul vertice di Trump e Zelensky con lo stesso copione del 1° ottobre. Il Tikkun e lo zar si sono sentiti prima dell'incontro con il presidente ucraino, con una telefonata questa volta richiesta a quanto pare dalla parte americana. Il consigliere per gli affari esteri di Vladimir Putin, Yuri Usakov, ha sganciato un paio di missili diplomatici. I leader di Russia e USA concorderebbero che la tregua chiesta dagli ucraini ed europei prolungherebbe il conflitto e avrebbero quindi decretato di istituire 2 gruppi di lavoro, una sulla sicurezza e l'altro sulle questioni economiche, cioè praticamente daste il nostro esa guerra terminata. Il superstato che stiamo già a organizzare può invadere l'Ucraina e la Polonia. Il presidente USA elogia il leader di Kiev e parla di garanzie di sicurezza. Ucraina, l'ottimismo di Trump. Putin e Zelensky vogliono la pace. Ma un giornale Naragoi, un giornale Naragai. Chi in custo noi terminiamo se te non vado io, chi è il resto
33 secondi, come te non si sente? Non si sente, ma c'è scritto Nina Carena. Non è possibile che non si sente. Controlliamo. E il delitto che lo picca per sempre. E vediamo se non si sente. Boh. Non che sti nudi, non che... Vabbè. Comunque siamo stancando, come, vabbè, pazienza. Spero che vi siete intesi. 8 minuti, buona giornata a tutti. Non si sente, 33 secondi, cioè praticamente qua. Va bene, tancamos il ritorno per la oggi, chissà se la tancatura. Ecco qua. Allora, ecco, poi usare cose lì in questo per esempio, se bollo pubblico, in modo tale che schietta se non c'è bisogno, per esempio, che poi battasse sul calendario posa benedizione. A mezzo videre di buona tutto dai Bit TV. Adios e mezzo da cara.